Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale e nel diario del Marietto Veneziano, anche perché vi ricordo che questo video poi oggi vi farò vedere un po' il percorso tattico che spesso e volentieri il vostro Marietto fa a piedi ormai da quando lo seguite ogni santo giorno, tanto per raccogliere energie vibrazionali dal prato e dal fiume, no? Quindi questa sonora andrà anche sul tubo, quindi chi vedrà sentirà questo video sul tubo chiaramente praticamente vedrà altri filmati di quelli che stanno guardando adesso e che mi seguono in diretta su Facebook. Ieri una persona giustamente mi ha fatto una domanda interessante, no? E non voleva essere polemica, e questo l'ho capito, e cioè se praticamente bisogna essere sempre duri con i propri figli, e chiaramente non era una domanda polemica, era solamente una domanda per dire: tu Marietto dici che bisogna essere, se ho capito bene, duri con i propri figli, cioè non è che bisogna essere duri con i propri figli, bisogna essere giusti il più possibile. Chiaramente nessuno è perfetto e chiaramente alcune volte voi potreste fare o dire o avere degli atteggiamenti che vi sembrano giusti e magari non lo sono. Però purtroppo, non è che questa società l'ho inventata io o voi. Noi siamo nati, almeno io sono nato nel baby boom, e avevamo perso la seconda guerra mondiale e a un certo punto siamo nati con il benessere, no? Praticamente siamo riusciti a perdere la seconda guerra mondiale, eppure, no? Grazie a dei gruppi misterici fortissimi, l'Italia è riuscita, che era in ginocchio, a rialzarsi, no? Anche per il sacrificio che ha fatto il Duce e tutti i militari che si sono comportati con, in un certo senso, eroismo, soprattutto il corpo degli alpini, che come sapete in Russia ha perso più di 170.000 anime, Quindi l'Italia aveva anche un debito karmico immenso, no? Cioè un credito, nel senso che queste persone che se ne sono andate, quando sono andate dall'altra parte, chiaramente hanno visto com'era la cosa e hanno dato sicuramente un aiuto importante anche a livello vibrazionale alla nostra sacra patria, al nostro sacro posto. Io non smetterò mai di dire che gli alpini sono uno dei corpi d'élite a livello mondiale, cioè tra i migliori eserciti del mondo. Che se ne dica di quelli occidentali, di quelli orientali, di quelli di qua, di quelli di là, ma a detta anche del capitano degli alpini di Torino e a detta anche delle conoscenze del Marietto Veneziano, il corpo degli alpini è sicuramente uno dei più performanti e lo sarà anche nei prossimi tempi. Noi vedremo i nostri reggimenti, i nostri battaglioni degli alpini che faranno un figurone a livello mondiale. Però per ritornare a noi, quello che volevo dire è che alcune volte, vuoi perché siamo nati impreparati, vuoi perché i nostri genitori lavoravano in alcuni ambienti in cui non hanno potuto avere delle dritte esoteriche, delle dritte, vuoi perché la pubblicità ha fatto il lavaggio del cervello a tantissimi milioni di persone, vuoi per il nostro senso di inferiorità, vuoi perché di qua, perché di là, cioè noi ci troviamo oggigiorno con tanti ragazzi a casa, chiusi magari al terzo o quarto piano, che al posto che uscire come si faceva una volta a tirare calci a un pezzo di stoffa, stare davanti alla PS4 a fare guerre virtuali contro il nulla, no? E quindi di conseguenza si costruiscono un abito mentale. Ciao Luciana, ciao Simonetta, ciao Antonia, ciao Anna Maria, ciao Boderi Ahmed. Quindi cosa voglio dire il vostro Marietto? Voglio dire che sta ai genitori nei primi 3-4 anni di vita dargli proprio uno scheletro al subconscio dei propri figli, che poi dovrebbero in teoria progettare per i propri figli, per l'amore dei propri figli, una via, una strada, 2 binari sicuri, no? Chiaro che poi ci sono i genitori che sono nati già con la camicia per il loro karma e qualsiasi cosa che toccano diventano oro, diventano materialisti, vogliono andare in giro col Porsche, col Rolex d'oro, di qua e di là, ma questi sono poveracci che sono mendicanti dell'ego, che poi nella prossima vita
andranno nel paradiso bilissago. Ma tolto questi poveracci, questi mendicanti, non tutti chiaramente sono così, ma il 90% delle persone sono fatte così, di quello stampo lì, no? C'è un 10% che in realtà vogliono creare lavoro, vogliono creare ricchezza anche per gli altri, benessere e quant'altro. Però, tolte questa faccia qui, c'è quel restante mondo di persone che hanno dei figli in cui devono aiutarli a affrontare la vita. E la cosa principale è dargli un addestramento tosto, che chiaramente una volta lo si mandava all'accademia militare, oggigiorno invece gli si fa fare degli sport duri, maschi, no? Tipo il calcio, l'hockey, il rugby, insomma, sport, anche la pallacanestro, la pallavolo, sport di squadra che quando alla sera arrivano a casa vanno a letto di corsa distrutti, piangono il dolore muscolare, ma pensano di fare il tutto il bene per la squadra, no? Cioè, fondamentalmente questo ruolo di guida non è che lo deve prendere solo la madre, generalmente lo prende il più sveglio della famiglia, ma io parto dal presupposto che il padre deve essere il timone. Certo che se il papà corre a giocare slot machine al bar, corre dalla donnina di turno, corre a destra manca, i figli li parcheggia davanti con l'Xbox, la PS4, per non vedere, corre a giocare a calcetto mentre i figli sono a casa a vegetare davanti alla TV e a sentirsi il solito programma lavacervello, chiaramente poi dopo non può lamentarsi se questi ragazzi a una certa età diventano delle boa in mezzo all'oceano. Quindi non è che bisogna essere duri con i propri figli, ma bisogna essere giusti, dargli. Ma questo cosa comporta? Che le persone devono avere anche una certa responsabilità, una certa maturità mentale. Il problema è che poi cosa succede? Molti, no, a una certa età, quelli della mia età, incominciano a capire che esiste l'esoterismo, esiste questo mondo, no? Esiste questo mondo che praticamente comanda, l'eterico comanda il materiale, no? Si avvicinano proprio perché magari hanno dei problemi in casa con i figli o col marito, perché hanno sposato un bimbo minchia, come si chiamano, no? Come li chiamano alcuni miei. E dicono, qui bisogna mettere un cerotto, no? Bisogna mettere un cerotto a questa situazione perché è diventata impossibile da vivere. Ciao Graziella, grazie di essere venuta. Quindi cosa vuol dire il vostro marietto? Che si può dare un aiuto ai propri figli? Un aiuto ai propri figli sì, no? Un aiuto ai propri figli lo si deve dare per forza di cose. E la prima cosa che il vostro marietto consiglia è fare una pulizia radicale, no? Una pulizia radicale, come si suol dire, in famiglia a livello radioestetico. La seconda cosa che è importante dal mio punto di vista, a dipendenza delle mancanze, dei buchi vibrazionali, chiamatelo come volete, perché in fondo sono delle mancanze karmiche, no? Oppure chiamate dei buchi planetari a livello eterico, allora a questo punto qua si cerca di rattoppare con dei sigilli che chiaramente a dipendenza del bisogno che si trova al primo colpo, no? Coprono o aiutano a rinforzare quella mancanza. Ma questo non è una garanzia che tutto poi andrà bene, cari miei, è solamente il fatto che voi incominciate a capire che ci vuole un paracadute, no? Ci sono quelli che a un certo punto della loro vita si rendono conto che la situazione è veramente difficile, cominciano ad andare in chiesa, a attaccarsi alle varie religioni surrogate a chiesa di Stato, no? E questo è anche buono, certamente se attaccano un'egregora e qualcosa sicuramente fa, ma bisogna attivarsi in tutti i modi per poter erigere e cominciare a costruire qualcosa di solido che stia sotto i piedi, perché se no, quando la vita colpirà i nostri figli, se non sono stati addestrati nel modo corretto, certamente avranno dei problemi. E poi i problemi chi è che deve risolvere? I genitori devono cominciare a correre, poi nascono i divorzi perché il marito ne ha trovato una più giovane, più o viceversa la moglie. Quindi il consiglio del marietto è prima di tutto chiaramente in modo gratuito attivare i circuiti, la croce cosmica, la Polonius e tutti i circuiti che ho messo in modo gratuito
nel sito del capitano.altreviste.com. Chiaramente seguire sempre le pillole di Hildegard e Marietto Veneziano, e poi chiaramente, se potete, a livello economico, una pulizia che rasa da una spazzolata tutte queste catene che sono state immesse nella vita precedente e anche nella vita adesso delle persone, no? Chiaro che non è che la cosa è come accendere la luce. Adagio questi lavori, questi circuiti cominceranno a lavorare, ci metteranno 9 mesi, 2 anni, 3 anni, a dipendenza di come uno è messo a livello eterico, e inizierete sicuramente ad avere delle svolte. Ad esempio, se attivate il circuito per tagliare legami negativi, chiaramente avrete delle svolte con delle amicizie che magari pensavate fossero sacre, e poi nella realtà per la vostra evoluzione karmica invece erano solamente delle palle al piede. Quindi questo è per rispondere a quella signora, quella amicizia, no? Mi ricordo più che era, che diceva ma bisogna essere duri. No, non è che bisogna essere duri, bisogna essere giusti nei primi anni, programmare un'evoluzione sportiva e spirituale per il figlio, perché lui in quel momento lì non ha le forze e le capacità di farlo, e poi dopo, quando, come si suol dire, ha l'età per capire, vi ringrazierà, ma in quel periodo lì molto probabilmente vi odierà, perché non riuscirà a capire perché magari i suoi amici sono in vacanza, sono al bar a fumare e a parlare di calcio, voi magari li portate a fare degli sport duri, li portate in montagna, li portate in bosco a camminare, o li portate lontano da quel branco che magari si era trovato nella vita, no? Certo che non faranno salti di gioia all'inizio, ma sicuramente in un certo senso vi ringrazieranno quando avranno l'età per capire, quando la vita colpirà duro, che quegli strumenti, quell'attrezzatura spirituale e mentale che gli avete dato certamente porterà i suoi frutti, no? E questo è il primo passaggio. Perché voglio rispondere anche ad altre persone, perché a un certo punto, capite, molte donne, molte persone, molto spesso femminili, perché sono più sensibili alle energie, no? Si rivolgono all'esoterista e gli chiedono, ad esempio, per un determinato tipo, ma se quel tipo lì non ha avuto un addestramento tosto da giovane, non ha avuto dei metri corretti, magari è anche narcisista, perché il suo karma lo porta ad essere narcisista, è chiaro che quando una persona si approccia a un tipo così, magari quello è anche furbo, astuto, perché sapete che i narcisisti e le narcisiste, perché ci sono anche donne narcisiste, sono astute, praticamente vi mettono il sacco, e poi magari andate da un esoterista che ha l'affitto da pagare, è pieno di debiti, perché anche lui, insomma, fa l'esoterista tanto per tirare a campare, e poi vi fa dei progetti, dei lavori che effettivamente funzioneranno a livello astrale, però magari vi legheranno di più a una persona che dopo qualche anno capirete che è solamente un bimbo minchia. No, cioè bimbo minchia nel senso, non nel senso letterale, ma sapete, è un aggettivo tanto per dire che è insomma un farfallone, no? Quindi, cari miei, quando si ha dei figli, no? E si progetta di fare dei figli, o si ha dei figli, cioè io ho visto come esempio il Dante, no? Il Dante, caspita, mentre gli altri erano a sciare, erano a fare la bella vita, il papà lo portava nei campi, nei boschi a fare percorsi alla Rambo, no? Cioè questo qui tornava che era dimagrito 3-4 kg e pesava magari 15 kg, era stato magari tutto un mese a combattere nei boschi come nei film, no? Nel senso, da solo, o magari si doveva trovare il cibo di qua e di là. E certo che mentre i suoi amici andavano a sciare, oppure andavano in vacanza al mare o a fare il sub a destra e a sinistra, lui ci rimaneva male. Ma adesso il Dante è uno che si dice rosso e rosso, non è perché gli girano 1.000 euro in più, dice verde, capite? È un tipo di parola, e quando, capite, usa l'esoterismo, lo usa in modo corretto, no? Io prendo sempre per esempio il Dante perché mi piace come soggetto, come tipo e anche come personaggio, proprio perché è l'ultima persona che uno penserebbe che ha questi poteri e doni, no? E conoscenze. Quindi, cari miei, dovete capire che quando avete la voglia, il desiderio, avete dei figli, la cosa è importantissima dargli la giusta educazione. La giusta educazione che alcune volte costa denaro, perché magari fare degli sport magari che sono anche impegnativi a livello economico, il tempo costa, ma il tempo che investirete, no, in quei 10-15 anni che lui crescerà,
poi ritorneranno sicuramente. Io adesso parlo di sport, ma uno può fargli fare anche l'accademia militare, può fargli fare qualsiasi altra cosa, che però lo attivi a capire il gruppo, la lealtà, la perseveranza, il gioco di squadra, il rispetto per i compagni di squadra e per l'avversario e quant'altro. Quindi, cari miei, queste cose qui, quando gli entrano sul coach, poi non gliele toglie più nessuno, e poi lui nella vita queste regole gli saranno dentro e vi ringrazierà quando avrà 25-30 anni. Se no, purtroppo gira un esercito della serie, quando esce un prodotto ed è lanciato, stanno ore e ore sul tubo a guardarlo, quando hanno un'assicurazione, adesso dico, perché ce l'ha l'amico del bar, no? Lo vogliono tenere anche loro, capite? Quel branco di praticamente pecoroni, no? Che vivono solamente di illusioni, no? E questi qui chiaramente, quando dovranno far su famiglia o avere delle responsabilità verso la propria moglie e quant'altro, chiaramente i figli, chiaramente saranno proprio delle boe in mezzo all'oceano. Certo, quando una madre si trova questa situazione, come già detto tante volte, non è facile. Il vostro consiglio, il consiglio mi ha detto, è attivare tutti i circuiti, attivare i sigilli che si possono attivare, il De Garda li fa, anche il vostro marito li fa, che servono per sopperire queste mancanze. Sono delle cose che funzionano anche se uno non ci crede, come la radionica, e possono dare una mano. Certo è che il panorama che stiamo vivendo oggigiorno nella Sacra Patria italiana, insomma, non lascia presagire cose interessanti, proprio perché mi rendo conto anche, come si suol dire, persone che mi contattano, anche nei mesi scorsi mi aveva contattato una persona che effettivamente manca molta conoscenza della materia. Ciao Jessica, grazie di esserti venuta. Manca molta conoscenza della materia esoterica e quindi, capite, ci sono questi spot che dicono in 28 giorni ti farò vincere il lotto, in 28 giorni ti farò di qua, in 28 giorni ti farò di là. Poi molte persone che contattano il marito iniziano non hanno un'educazione, proprio sono persone volgari, gente giovane magari anche che non ha mai avuto un'educazione e non sa come approcciarsi a certe persone. Cioè vedo che l'humus, il terreno che gira nei social è un terreno debole, no? Un terreno debole che sicuramente per i tempi che stanno per arrivare non sarà proprio, diciamo, quello su cui uno, se si volta, può contare, no? Quindi per quelli che invece hanno capito l'importanza dell'esoterismo, hanno capito che il mondo materiale lo comanda il mondo eterico, per quelli che magari vogliono cominciare a mettere questi cerotti sulle dighe, no? Perché è chiaro che uno arriva, non so, a una certa età, il vostro marietto ormai vi ha sempre detto che sono arrivato a 50-60 anni, a un certo punto mi sono voltato indietro e ho detto, cavolo, il tempo è volato, cioè, vedo tanti miei amici, tanti miei studenti che non ci sono più proprio perché hanno sbagliato strada, pensavano di essere i padroni del mondo, poi si sono resi conto che quando picchia la vita non ha nessun tipo di pietà per nessuno. Ho visto avvocati, dottori, farmacisti, tutte categorie professionali inimmaginabili cadere come i birilli, perché quando picchia la vita, picchia duro e non gliene frega niente se voi siete un AD di una multinazionale di 10.000 dipendenti. Quando la vita picchia, se voi non avete le strutture vibrazionali forti, chiaramente soccombete come l'ultimo dei moicani, cioè non c'è, come si suol dire, niente che può resistere alla vita. Quindi se qualcuno non ve l'ha spiegato quando eravate piccolini, no? Come diceva quel tale Don Abbondio, il coraggio se uno non ce l'ha non glielo può dare nessuno. Quindi se siete una mamma o un padre che state ascoltando questo video e volete iniziare a costruire sia qualcosa a livello per i vostri figli, il consiglio Marietto è chiaramente dargli una struttura, una conoscenza, come si suol dire, ciao Brunella, grazie di esserti unita. Dargli qualcosa che vostro figlio un giorno vi ringrazierà, che è sempre un investimento, no?
fargli fare uno sport e poi attivare tutti i circuiti vibrazionali che possono difenderlo anche quando voi non ci siete. Quando lui è a scuola, per le compagnie, basta che attivate i circuiti per tagliare i legami vibrazionali negativi o cristallizzati. E questo è una bellissima cosa. E poi chiaramente se potete, i vari sigilli salomonici, ce ne sono più di 50, che vi spiego una cosa, non è che sono come la corrente, quando voi lo attivate funziona subito. Vi faccio un esempio molto semplice, il fatto è che quando ad esempio uno cerca lavoro magari non si attiva subito, ma non perché lui non vuole darvi il lavoro, il sigillo per il lavoro, è per il semplice fatto che magari quel lavoro che voi anelate, no? O quella cosa che voi anelate non fa bene al vostro karma e al vostro bisogno spirituale, eterico e quant'altro. Quindi molte volte alcuni dicono, ma cavoli, ma quando ho iniziato ad avere il sigillo, il lavoro che pensavo che mi sarebbe arrivato perché ho il sigillo, non ce l'ho avuto. Il fatto che magari quel lavoro lì, dopo 10 anni vi avrebbe magari potuto fare avere un incidente e quindi di conseguenza quella cosa lì ve la toglie dal vostro cammino. Quindi è anche vero che alcuni sigilli sembra che remino contro di noi, no? Oppure ci sono dei sigilli, ad esempio per cercare l'anima gemella, che alcune volte sembra che frenino, no? Perché sembra magari che quella persona che voi avevate anelato fosse la persona della vostra vita, poi a un certo punto vi rendete conto che anzi non succede niente,